La natura ci mette poco a riprendersi i suoi averi. Guardate le ex cave Villetta di Salzano. Una volta dismessa l'escavazione di argilla, sono bastati un paio di decenni perché l'area adibita alla produzione di mattoni diventasse uno scrigno di meraviglie animali e vegetali, a cominciare dalla farfalla licaena che dà il nome all'oasi, una farfalla a rischio di estinzione in tutta Europa e magicamente ricomparsa proprio qui con la sua vivace livrea arancione. Ho visto nascere un po' quest'oasi qualche anno fa, quando da proprietà privata, ex cava legata alle fornaci che sono qui vicino, è diventato zona umida perché lasciata incolta, lasciata abbandonata per molti anni, e da ormai 6-7 anni è divenuta invece oasi, zona di protezione speciale riconosciuta dall'Europa proprio per le specie sia avifaunistiche sia diciamo legati alla flora, alle piante, come zona umida e in quanto protetta, quindi fa parte della rete 2000 dell'Unione Europea. Quando negli anni 70-80 era molto attiva la fornace qui vicino, i proprietari hanno acquisito i campi, proprio erano campi della campagna dei vari privati, ampliandosi, portando via l'argilla per poi produrre i mattoni. È rimasto poi a lungo tempo, una volta dismesso questa attività che non era più redditizia, sono lasciati abbandonati, la natura ha ripreso poi possesso di questo ampio territorio che sono 60 ettari. Laddove c'era l'acqua, le zone umide, acqua stagnanti, ecco la presenza di alcuni tipi di fauna e di flora, e via via è diventato quello che è adesso una vera e propria oasi, dove troviamo decine e decine di specie animali, in particolare anfibi, uccelli e anche piccoli mammiferi che abitano in maniera permanente. Alcuni sono solo di passaggio, quindi vengono una parte estiva, e troviamo una popolazione molto importante proprio di uccelli, di avifauna, proprio di passo. Quest'area di 63 ettari, poco distante dal centro abitato di Salzano, è una sorta di scalo strategico per la migrazione di molti uccelli. Le specie attualmente censite sono oltre una ventina, dagli aironi alle garzette, dalle poiane al martin pescatore, e poi ci sono tanti altri animali tipici delle zone umide. Questa è una dei nodi di una rete di zone umide, quindi collegate alle cave di Martellago, il bosco del Parauro, le cave di Noale e questa, e altre, perché poi c'è Marcon, dove in un ipotetico corridoio verde soprattutto gli uccelli si possono spostare e trovare protezione, trovare una zona di ristoro per loro. Troviamo un po' gli aironi, troviamo i picchi, troviamo un po' di tutto, tipico della zona umida, quindi legato un po' alla micro clima e alla micro presenza proprio di piccoli roditori di animali. Poi abbiamo la volpe, il tasso e molti altri, la tartaruga, abbiamo delle bisce d'acqua, abbiamo dei pesci tipici proprio d'acqua dolce nostri, quindi c'è proprio un piccolo mondo in questa oasi che è legato alla zona umida. Abbiamo un apiario vero e proprio dove noi sappiamo le api sono diciamo un po' degli animali molto particolari, molto sensibili all'ambiente, e in qualche modo si va a monitorare questa zona e vedere poi i risultati di come l'ambiente viene preservato. È una collaborazione con APAT, Apicoltori in Veneto, quindi anche con l'Università di Padova e Acque di Sorgive, che è il consorzio che segue questo tipo di iniziativa. L'habitat è composto da una vegetazione piuttosto varia che alterna boschi di platani, olmi e giovani querce a siepi di arbusti come il biancospino, il viburno o il nocciolo. Nei laghetti e nei canali troviamo le piante tipiche degli ambienti palustri, la tiffa e l'iris. Nei prati la rossa sanguinella e il giallo farfaraccio.
una flora ricca e bellissima in ogni stagione. La flora anzitutto ha dei colori meravigliosi in qualsiasi stagione, perché l'autunno sicuramente si incendia di un rosso, anche dei frassini, di altri tipi di alberi tipico del bosco planiziale, e poi abbiamo dei gialli, altri colori proprio tipici autunnali. L'inverno ci sono alcune mattine con la rugiada, è incredibile perché cambia completamente volto, per non dire poi della primavera e dell'estate dove c'è un'esplosione di colori, di fiori, c'è anche un'orchidea proprio, tra l'altro rara anche quella, di bosco di pianura, quindi molto interessante come flora. Le piante che troviamo la maggior parte sono tipiche appunto del bosco planiziale, quali ontani, aceri, querce, ma anche arbusti tipo biancospini, noccioli. Questi vanno a costituire un fitto intrico proprio di vegetazione che permette ad animali, a piccoli mammiferi, a rettili, ad anfibi di trovare un habitat naturale. In questa zona vicino al centro di accoglienza abbiamo una serie di piante, alberi da frutto per la precisione, che la provincia di Venezia ha voluto fortemente per la preservazione anche di alcune specie che ormai vanno scomparendo, specie tipiche della campagna veneziana. Abbiamo soprattutto meli, peri e susini. Un discorso a parte merita il tema della fitodepurazione. L'acqua del fiume Marzenego, che per un tratto lambisce l'oasi, viene filtrata dalla vegetazione palustre e restituita più limpida che mai alla laguna. Qui è la zona laghetti, dove alle mie spalle si vede la garzaia dove nidificano gli aironi, decine e decine di aironi, mentre i laghetti, che sono stati anche volutamente scavati con un sistema di canali dal consorzio di bonifica, è stato un intervento veramente eccezionale, perché va in questo tempo ad aumentare la quantità di acqua che affluisce in questa zona umida contro l'inquinamento dell'acqua del Marzenego, il fiume che scorre qui vicino. In quest'area abbiamo il bacino proprio di laminazione che avviene in maniera naturale con la tifa, pianta che riesce a trattenere i nitrati e ridà purezza all'acqua, quindi l'acqua ritorna nel fiume, va verso la laguna di Venezia depurata. In questo momento siamo qua, la casetta in cui ci troviamo, siamo qua dove indico. Questa è la ex fornace e questo è il Rio Roviego. Perché dico il Rio Roviego? Perché l'oasi sta tra il Marzenego, che sta qua sopra, l'impianto di fitodepurazione di cui abbiamo parlato, l'acqua entra da questo punto, ci mette 7 giorni a fare tutto il circuito di depurazione e fuoriesce qua sul punto che abbiamo visto prima. Nell'ambito del risanamento delle acque della laguna, appunto prendono le acque del Marzenego, le fanno attraversare attraverso l'impianto di fitodepurazione e qui in questo punto siamo nel punto di uscita. Queste acque vengono anche controllate dalla Università di Padova, appunto per capire i risultati che si possono ottenere con questo tipo di impianto. Tengo a precisare che questo impianto è un impianto a costo zero energetico, perché viene tutto per caduta. Qui l'acqua del fiume Marzenego viene intercettata e attraverso proprio un sistema di dislivelli naturali viene incanalata dentro ai laghetti, agli stagni. C'è tutta una serie di canalizzazioni attraverso cui l'acqua passa e viene depurata dalle tife, dalle piante che noi troviamo, che in maniera naturale depurano proprio l'acqua. L'oasi di Salzano è di proprietà della provincia di Venezia e del consorzio di bonifica Acque Risorgive. Dispone di un centro di accoglienza e di un percorso naturalistico attrezzato con sentieri, osservatori e cartellonistica.
questo che vedete alle mie spalle è proprio il punto in cui gli studenti, in genere le scolaresche, vengono e possono osservare la garzaia, il movimento degli uccelli senza disturbare, quindi senza essere visti. È un punto molto frequentato soprattutto in primavera, ma anche all'inizio dell'autunno, quando riprendono le scuole. Abbiamo diverse classi che vengono, anche per i turisti, chi ama girare proprio per il nostro territorio alla ricerca di angoli verdi può usufruire di questo luogo veramente come ospite dalla primavera fino al tardo autunno. 2 volte al mese apriamo, ogni 15 giorni la domenica, ma per piccoli gruppi si può anche aprire in altri momenti su prenotazione. Io l'ho vista nascere perché mi ricordo ancora quando andavo alle medie che siamo venuti a vedere quando stava proprio nascendo, non aveva neanche ancora il nome Licaena, si chiamavano ex cave di Salzano. Ho visto molti cormorani, poi le garzette, gli aironi bianchi, gli aironi rossi, una volpe, i picchi. In un recente censimento dell'OSI sono state individuate 20 specie di pesce, per cui credo che questa OSI sia molto importante per la popolazione che vive qua in questa zona. L'OSI è gestita da Provincia, Consorzio di Bonifica e Comune di Salzano nel segno del rispetto per l'ambiente. Il prezioso equilibrio che qui si è stabilito dopo l'allontanamento dell'uomo viene conservato mediante una scrupolosa manutenzione. È assolutamente attenta del rispetto dei vari tipi anche degli insetti, per cui assolutamente una fascia di erba lungo i canali viene lasciata per permettere anche alle farfalle di potersi riprodurre ad altri insetti. Ecco, a proposito di farfalle, questa oasi prende proprio il nome di una farfalla rara che qui dentro è stata censita, che è la licena o lichena che si voglia dire, che è una farfalla particolare, arancione, un colore bellissimo, ma ce ne sono decine e decine di specie, quindi la manutenzione assolutamente tiene conto di queste esigenze. Viene messo a disposizione dei visitatori soprattutto un anello circolare intorno alla parte centrale dell'oasi, lungo circa 2-3 km, quindi abbastanza lungo, dove si passa dal centro visitatori all'inizio a vedere poi tutta la siepe e le alberature lungo il fiume, lungo il Marzenego, e si passa oltre lungo i laghetti, si ritorna indietro, proprio un giro ad anello. A chi ama la natura, la visita all'Oasi di Salzano regala emozioni inaspettate. È la scoperta di un microcosmo parallelo, un microcosmo che si è velocemente ricomposto con la magia di un caleidoscopio. Adesso sta a noi che la bella Licaena continui a volteggiare tra questi prati.